Secondo Corinzi, capitolo 1. Indirizzo e saluto. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volere Dio, e o frate Timoteo hanno scritto questa lettera a quella chiesa, e Dio che sta a Corinto, e a tutti quelli che in da Grecia fanno parte del popolo di Dio. Dio, Padre nostro, e il Signore Gesù Cristo ravagasse con la voi tutta la razza e la pace a soia. Confortati dall'afflizione. Fosse sempre benedetto Dio, Padre Gesù Cristo, che è il Signore nostro, o Padre che è sempre chi ne pietà per noi, e Dio che ci consola. Isso ci consola rinda a tutte le malapatenze nostre, per far diventare pure a noi capaci di consolare tutti quelli che stanno malapatendo, portando a loro gli stessi consolo che esse mandano a noi. Perché, se già tu carrai malapatenti insieme con Cristo, saremo pure noi consolati da esse. Se stiamo malapatendo, è perché pure voi potete avere chi lo consola e che la salvezza soia. Se veniamo rignati di consolo è perché voi potete avere chi lo consola, che vi farà diventare forte per sopportare tutte quelle sofferenze che noi stiamo sopportando. Questa speranza nostra è buona radicata, perché sa mia buona, che non solo state pigliando parte e tutte le sofferenze nostre, ma pure tutte le console nostre. A vita a sapere, frate mio, che in da terra e l'Asia ha già avuto sopportare sofferenze assai terribili, che passavano quasi forze meglio. Mi sono pigliato a paura che non ci avrei fatto a campo ancora. Ma sentivo già un condannato a morte. Dio ha voluto così per mi far imparare a non mettere la fiducia a me stessa, ma rinda a chi che ha la vita a tutte le morte. Issa mi ha liberato rinda un rosso pericolo, è morta e me la libererà ancora. Sì, sono sicuro che me la libererà ancora con l'aiuto di tutte le preghiere vostre. Dio starà a sentire rispondere a tutte quelle preghiere che parecchie faranno per me, e così parecchie ringrazieranno Dio perché mi avrà liberato. La sincerità è Paolo. Io mi voglio avanzare questo. Posso dire in da coscienza mia, che in da sto mondo mi sono sempre comportato in mezzo a voi con quella sciampagneria e franchezza che veniva a Dio. Pure in da tutte le lettere mie vi scrivo solo quelle che potete leggere e potete capire. Non è la sapienza che è sta terra che mi sta accompagnando, e invece solo la razza di Dio. Spero che non potrete arrivare a capire buono tutte quelle che in questo momento arrivate a capire solo una parte. E voglio dire che quando tornerà nata vostro Signore Gesù, voi potrete essere assai contenti, e me proprio come io potrà essere assai contenti di voi. La lealtà. Tenere questo in capo, avere fissato per regno di prezzo, venendo in mezzo a voi una seconda volta, poi a mezzo a voi sarebbe passato in da Macedonia. Poi teneva in capo passare una volta in mezzo a voi tornando in da Macedonia, e così voi parete essere dato un aiuto per poter continuare il cammino per terra della Giudea. Pensate forse che avesse fatto questo progetto shue, o forse state pensando che c'è stato un contrasto a me, perché prima aveva detto sì e poi avesse detto no. Come vero che Dio mantiene sempre tutte quelle che ha promesso, vi posso assicurare che quando parlo con voi non tengo nessuna intenzione a dicere sì quando è no, e dicere no quando è sì. Dio, per mezzo di Gesù Cristo, figlio suoi, che io, Silvano e Timoteo voi mi predicate e fate conoscere, non a rite sì e no, ma solo sì. E così rinda a Cristo ha fatto a compiere tutte le promesse sue, perché proprio per mezzo di Gesù Cristo sai innanzi a Dio chi l'ammenda. Nostra, per tutta la rolia sua. Dio ha messo a me e voi in coppa una piramide assai stabile, che è Cristo. Io sono già scivito, già segnato con uomo suo, e c'era lo Spirito Santo che è una caparra, e tutte quelle che cangerà la roba. Sì, non sono venuto a Corinto, come avevo pensato, è stato solo per non vi far indossacare. Dio è testimone mi facesse pure morire se non vi sto dicendo la verità, perché non tengo nessuna intenzione a diventare padrone della fede vostra, perché è già stabile. Voglio solo faticare insieme con voi per regnare e priezza.